buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. La fotografia di Giulia Cecchettin e della mamma Monica abbracciate con due ali d'angelo e il commento I miei amori. Lo pubblica stamani il padre di Giulia, Gino, sul suo profilo Instagram. La fotografia, l'ultima a venire pubblicata da Giulia prima di venire uccisa, è stata ritoccata in modo da apparire sfumata sullo sfondo di una scalinata sulla cui sommità compaiono due scritte, non una di meno, il fiocco rosso della lotta ai femminicidi. Davvero una grande partecipazione, grande commozione in tutto il paese per la fine di questa ragazza trucidata dall'ex fidanzato Filippo Turetta, che domani dovrebbe arrivare a Roma dalla Germania e poi essere trasferito a Venezia per il primo interrogatorio di garanzia in procura a Venezia. I funerali dovrebbero svolgersi dopo l'autopsia del 1° dicembre in Prato della Valle. Sentiamo subito da Padova Valentina Visentina. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi ci troviamo in Prato della Valle, alle mie spalle la Basilica di Santa Giustina, dove si celebreranno i funerali di Giulia Cecchettin. La decisione presa proprio perché, vedete, Santa Giustina, la Basilica, è tra le più grandi d'Italia, può contenere oltre 4.000 persone, troppo piccola invece la chiesa di San Martino di Saonara, dove ci possono stare 600 persone circa, ma è plausibile, anzi quasi certo, che ci sarà anche un secondo momento di preghiera e di raccoglimento più intimo destinato solo ai familiari anche nella chiesa di Saonara, una parrocchia tanto cara alla famiglia Cecchettin. Ma dicevamo, in accordo con la diocesi di Padova e il vescovo Monsignor Claudio Cipolla, che celebrerà la funzione, l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin sarà qui in Prato della Valle, nella Basilica di Santa Giustina, anche perché si attendono tantissime persone, migliaia di persone, quindi è plausibile che tante persone arriveranno qui e occuperanno Prato della Valle proprio per poter assistere attraverso i maxi schermi alle esequie di Giulia Cecchettin, che giustamente, come dicevi direttore, dovrebbero svolgersi dopo l'autopsia che è prevista nell'Istituto di Medicina Legale di Padova per venerdì 1° dicembre, quindi immediatamente dopo, nei giorni seguenti, verrà fissata la data delle esequie. Ma in queste ore sono anche stati resi noti degli audio, gli ultimi messaggi che Giulia aveva inviato circa un mese fa delle amiche, in cui traspare e si sente tutta la preoccupazione per la sua storia, per la fine della sua storia con Filippo. Sentite. Mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti, che adesso è iniziata l'Uni, a lui non frega di iniziare nessun corso, che passerà le sue giornate a casa forse a studiare, tutte cose così. La voce di Giulia Cecchettin in un messaggio inviato ad un'amica 39 giorni prima della sua morte, lo sfogo di una ragazza di 22 anni consapevole del fatto che sta vivendo una situazione difficile. L'audio è stato diffuso dalla trasmissione Chi l'ha visto. Nei secondi in cui Giulia parla si comprende la sua volontà di troncare in modo netto con Filippo Turetta, ma allo stesso tempo anche la sua grande gentilezza e sensibilità. La ragazza capisce che l'ex fidanzato la ricatta emotivamente. Non me le viene a dire per forza, secondo me, come ricatto, però suonano molto come ricatto, e allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo, e quindi questa cosa, con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa. E non so come sparire, nel senso, vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo, nel senso, non credo che lo farebbe,
perché mi sembra che mi dica queste cose più per costringermi a stargli sempre appiccicato piuttosto che a tipo dirmi che effettivamente potrebbe farle. Però il rischio c'è nella mia testa soprattutto e il fatto che potrebbe essere colpa mia mi uccide come cosa e non so come comportarmi. Parole che fanno venire i brividi, quelle pronunciate da Giulia Cecchettin 39 giorni prima di morire e poi sapendo anche come è andato l'arresto di Filippo Turetta in Germania, il ragazzo quando ha visto la polizia tedesca che lo ha raggiunto a bordo dell'autostrada dove era fermo a fari spenti, una cosa che aveva insospettito un passante che ha dato l'allarme, quando è sceso dall'auto con i vestiti ancora sporchi del sangue di Giulia ha alzato le mani e ha pronunciato I killed my girlfriend, ho ucciso la mia ragazza, confessando poi di non aver avuto il coraggio di farla finita a sua volta. Ha detto che aveva provato a puntarsi un coltello alla gola ma non è riuscito ad uccidersi. Questo è quanto emerge dall'interrogatorio di garanzia avvenuto in Germania, dove Filippo adesso si trova nel carcere di Halle, anche se il killer di Giulia Cecchettin dovrebbe tornare tra poche ore in Italia. Il suo arrivo previsto al massimo entro venerdì sera all'aeroporto di Roma per poi essere trasferito in carcere a Venezia per l'ulteriore interrogatorio di convalida del suo arresto da parte dei giudici italiani. Ma insomma vediamo come intende anche muoversi l'avvocato di Filippo Turetta. Alla luce di questo io vi lascio con il servizio sulle prossime ore e l'arrivo in Italia di Filippo Turetta. Il ministro dell'Interno Antonio Tajani in un messaggio ha ringraziato la giustizia tedesca per i tempi rapidi con i quali ha operato. Filippo Turetta, quando è stato arrestato, ha detto alle autorità tedesche: ha ucciso la mia fidanzata, e ha confessato di aver tentato di togliersi la vita ma di non averne avuto coraggio. È molto provato, racconta l'avvocato compagno che ha sentito il legale tedesco che ha visto il giovane in carcere. Un ragazzo molto giovane, un ragazzo molto fragile, ovviamente, per la sua età. E poi un ragazzo che è stato visto molto stanco, provato della vicenda, e sono sicuro che sia anche molto come dire, dispiaciuto di tutto quello che è successo dai racconti che mi vengono fatti. Ovviamente lui deve assumersi la responsabilità di quello che ha fatto. L'avvocato compagno non esclude che una volta in Italia potrebbe richiedere per Filippo Turetta una perizia psichiatrica. Questa può essere un'ipotesi che potremmo percorrere. Al momento ovviamente io non posso né confermarla né smentirla, perché è una ipotesi che va probabilmente verificata, ma al momento non lo so. Perché non lo dovremmo fare? Perché non dovremmo capire che cosa c'è stato nella sua mente in quel momento, anche solo per capire cosa è successo, che cosa è avvenuto. Non mi sento a oggi di dire assolutamente no, non è da fare, oppure assolutamente sì, è da fare. Nel frattempo la polizia di Halle dovrebbe nuovamente esaminare la grande punto nera usata da Filippo Turetta per la fuga. Al suo interno, oltre che a chiazze di sangue, sono stati ritrovati guanti di plastica, 300 euro in contanti e un cellulare. E questa era Valentina Visentin, collegata in diretta da Padova. Fra un po' dovremo andare da Anna Maria Parisi a Vigonovo per sapere le ultime. C'è anche la polemica sull'allarme non ascoltato, un allarme inascoltato che era stato derubricato dai carabinieri come allontanamento spontaneo da casa. Questo nonostante un vicino di casa avesse udito delle urla. Io volevo dire, abbiamo sentito l'audio di questa ragazza, di questa povera ragazza. Quello che traspare da questo audio è la voce di una ragazza dolce, buona, generosa, che si preoccupava del destino, della sorte di questo criminale, perché non poteva sospettare quale fosse
poi l'epilogo di questa love story, chiamiamola così, di questo rapporto d'amore che era stato volutamente interrotto, ma la cosa veramente che fa rabbrividire è proprio il contrasto tra una ragazza così buona, così dolce, così generosa e la cattiveria, la crudeltà del 22enne di cui si era innamorata. Adesso tra un po' andremo da vi dicevo, da Anna Maria Parisi, però vediamo, andiamo sui servizi, ecco, grazie. Sentiamo da Bassano le voci dei cittadini ancora una volta, sentiamo. Lei come donna si sente protetta in questa società? No, come faccio? Cioè, se non avessi vicino un uomo perfetto che non usa violenza in nessun modo, non saprei, però è chiaro che riuscire a captare i sintomi di quanto avviene è difficile, insomma. Se mi sento protetta, se pensassi no. Mi sento protetta perché dico fino adesso mi è andata bene, alla mia età è difficile che subisca, però se fossi una ragazza non mi sentirei affatto protetta. Sono così amareggiata che se avessi quel ragazzo lì non so cosa gli farei, perché non si può fare così, non è amore quello. L'amore è rispetto e quello non è amore proprio. Penso che dobbiamo proteggerci anche molto noi, perché dagli altri non ci si può aspettare. Lei come donna si sente sicura in questa società? No, assolutamente. Continuo a ripetere tutto quello che sento in televisione, cioè non ci fidiamo più di niente, neanche di uscire la sera, perché purtroppo non sapeva mai chi trovare. Educare alle relazioni in questi giorni sta facendo discutere il piano presentato al governo dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, un progetto per migliorare l'educazione affettiva e alle relazioni nelle scuole, con l'obiettivo di contrastare la violenza degli uomini nei confronti delle donne, partendo dalla formazione e cultura. Delegare tutto alla scuola mi sembra veramente impossibile, perché i ragazzi vivono in famiglia, fuori, e devono imparare a vivere dall'educazione sentimentale da altre parti. Cioè, io sono stata insegnante, ma come si fa a fare insegnamento, educare l'educazione sentimentale, come si fa a fare? È molto importante anche il supporto da enti esterni, tipo la scuola è importantissima, i professori dovrebbero essere anche degli psicologi, perché il ragazzo ha un mondo, ha una mente, un mondo infinito con delle problematiche che tante volte non riesci neanche a percepire, perciò ci vuole anche nella scuola quell'attenzione in più. Io sono stata insegnante per 42 anni e abbiamo fatto educazione sessuale ai bambini e bisognerebbe essere costanti nel tempo. Non si può insegnare un anno perché c'è questa storia nuova e dopo abbandonare e dare un po' di troppa libertà ai familiari e ai bambini. Bisognerebbe essere costanti nell'insegnare, nell'educare e forse si ottiene qualcosa. Ma secondo lei questo è un compito della scuola? Beh, prima di tutto aspetta la famiglia e logicamente la famiglia viene supportata dalla scuola e la scuola deve essere supportata dalla famiglia. Allora andiamo in diretta da Anna Maria Parisi a Vigonovo. La notizia di oggi è che domani potrebbe andare a visitare la famiglia Cecchettin la prima ministra Giorgia Meloni. A te Anna Maria. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori e telespettatrici. Sì, la notizia di oggi è che Giorgia Meloni domani in Veneto potrebbe arrivare anche qui a Vigonovo, come sembra essere quasi certa come notizia, per portare il proprio cordoglio personalmente alla famiglia Cecchettin, con il papà Gino Cecchettin e la sorella di Giulia barbaramente trucidata, Elena Cecchettin.
Sono le 23:18 di quel maledetto sabato sera e qui in questo parcheggio che Giulia viene aggredita la prima volta. Ci troviamo a meno di 200 metri da casa, da via Aldo Moro a Vigonovo. È qui che il killer Turetta colpisce per la prima volta Giulia Cecchettin, ma Giulia è ancora viva e da qui, da questo parcheggio, direttore, che parte la prima segnalazione del cosiddetto super testimone ai carabinieri di Vigonovo. Il super testimone si trova nei paraggi dell'aggressione, è a casa sua, sul balcone di casa, è da lì che vede quanto sta accadendo. Chiama la locale stazione dei carabinieri e dice: venite, c'è una ragazza che grida aiuto, aiuto, mi fai male, però non riesce a fornire la targa dell'auto. Segnalerà ai carabinieri che la ragazza poi verrà caricata dopo essere stata rincorsa da una persona, verrà caricata su una macchina scura, una macchina presumibilmente nera, una macchina scura, ma dall'altezza del balcone, dice il super testimone ai carabinieri, non si riesce a prendere la targa, non si riesce nemmeno a risalire alla prima cifra della targa. Tutto questo perché rispetto alla seconda aggressione Giulia è ancora viva quando viene caricata in macchina e trascorreranno 21 minuti da quando è caricata in macchina dal suo assassino, dal killer Turetta. Verrà portata a Fossò una prima volta, sono le 23:29, e poi una seconda volta sempre in zona industriale a Fossò, sono le 23:39. Nell'arco di quella mezz'ora Giulia morirà perché subirà altri terribili, brutali colpi per mano del suo assassino, il killer Turetta. In quella mezz'ora che si concentrano anche le indagini, perché si vuole capire se la pattuglia fosse intervenuta, la pattuglia con la Gazzella dei Carabinieri o meno dopo la segnalazione. Vero è che ai carabinieri non era stato fornita alcuna indicazione né in merito al tipo di macchina, lo si saprà solo successivamente con i rilievi del cosiddetto targa system e con le telecamere che si trovano nella ditta di Fossò dove è avvenuta la seconda fatale aggressione, la Dior di zona industriale a Fossò, che si saprà poi che si trattava della Fiat Punto e della Fiat Punto dell'assassino Turetta. E per il momento da Vigonovo con Sandro Ponche è tutto. La linea torna allo studio, direttore. Grazie Anna Maria, grazie molte, richiedici la linea se ci saranno novità. Intanto sentiamo Federica Sciarelli dopo la messa in onda dell'audio della povera Giulia. Sentiamo cosa ha voluto precisare. Una parte appunto delle dichiarazioni che sono state poi precisate, ne ha parlato Federica Sciarelli subito dopo il programma. Ieri sera un'altra fiaccolata, non a Padova, come l'altra volta vi abbiamo mostrato 15.000 persone che hanno sfilato per il centro di Padova per ricordare Giulia, ma a Vicenza. Vediamo il servizio di Carlo Alberto Inghilleri. È il rumore che ha invaso le strade del centro storico di Vicenza perché ogni vittima e ogni violenza non restino taciute. Erano oltre 5.000 ad affollare il centro, una fiaccolata per Giulia Cecchettin, strappata alla vita troppo giovane, un femminicidio che ha scosso l'intera nazione. Anche Vicenza ha risposto con il grido, il dolore della piazza, dicendo basta, per far sì che la terribile sorte di Giulia non sia passata invano.
Un grido comune, condiviso. Mai una piazza così piena, ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai, che ha partecipato insieme a decine di sindaci alla manifestazione. È importantissimo dare questo segnale stasera, perché è ora di dire basta alla violenza contro le donne, e quindi siamo qui a rappresentare tutti i nostri cittadini, perché basta spargimento di sangue. Questo caso di Giulia, che siamo un po' tutti Giulia, ha toccato il cuore non solo della Regione Veneto, ma di tutta Italia. E dobbiamo dare un segnale forte in questa società civile in cui stiamo vivendo una piaga. Non potevamo non essere presenti in questa serata particolare, perché per noi che doniamo il sangue è fondamentale dire no alla violenza sulle donne, sì al sangue che viene donato per salvare le persone, no al sangue che invece viene versato per queste tipologie di cose. Tanti giovani presenti, tante le fiammelle accese ad esprimere il calore e la vicinanza verso i familiari di Giulia, ma anche ad affermare la volontà di far luce sui femminicidi, auspicando un cambio culturale. È necessario cambiare la mentalità di questo Paese. Questi omicidi sono spesso il frutto di una mentalità sbagliata, di una mentalità tossica, e soprattutto la violenza sulle donne non si combatte solo il 25 novembre, ma si combatte ogni giorno, e tutti siamo chiamati a combattere la violenza contro le donne. Omicidi che sono anche il frutto di menti malate, di persone che sono instabili dal punto di vista psichico, e quindi vanno curate e vanno soprattutto controllate. Ci sarà una perizia psichiatrica su Filippo Turetta, come è stato per altri casi del genere. Sono delitti che spesso sono portati a termine da persone lucide e fredde, non hanno nessun problema di patologie mentali, ma molte di queste persone invece sono disturbate, bisogna tenerle sotto controllo. Prima della manifestazione di Vicenza aveva parlato anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Vediamo. La violenza che uccide, la violenza che è ignoranza, che non è cultura di nessun genere, la violenza vigliacca, quella che colpisce i più deboli, la violenza che colpisce le donne. Sono 106 le vittime che hanno perso la vita in Italia nel 2023 e Giulia Cecchettin col suo viso pulito è diventata un simbolo. Non ci sono più colori politici, non ci sono più fazioni, non ci sono più divisioni. Tutti uniti, le istituzioni, la politica, Vicenza, il Veneto, l'Italia, tutti compatti nel dire basta. La fiaccolata di stasera è importante perché non dobbiamo abituarci alla violenza. Troppe volte siamo scesi in piazza in questi anni dopo femminicidi o atti di violenza grave contro le donne. Questo a volte ha particolarmente toccato la nostra comunità, per cui è importante essere davvero in tanti e soprattutto vedere tanti uomini in piazza, perché è vero ed è evidente che il problema è il rapporto dell'uomo verso la donna, e quindi non può essere soltanto una manifestazione delle donne da tanti anni impegnati in questa direzione, in questa battaglia. È importante che ci sia una grande presa di consapevolezza da parte di tutti noi. È bello essere stasera in tante e tanti a manifestare il no totale a questo modo di intendere i rapporti tra donne e uomini. Vogliamo urlare in silenzio, ma urlare il nostro modo di dire basta. Un messaggio contro il femminicidio, contro la violenza sulle donne, una richiesta di aiuto, di supporto, di ascolto a tutte quelle donne che segnalano episodi di violenza psicologica, fisica, economica nella loro vita per mano di un uomo e non per mano di un amore. Vogliamo anche dire che basta unire la parola amore alla violenza. L'amore non è mai violento. Che la città di Vicenza dia la possibilità di aprire un albo di giovani volontari che si mettono a disposizione per pensare campagne di sensibilizzazione, campagne di informazione, mettersi a disposizione dei centri antiviolenza per curare quelle attività che non richiedono una formazione particolare delicata. Insomma, passare
da questo coinvolgimento duro, doloroso, affranto, a un coinvolgimento, un impegno sociale deciso e determinato, rivolto a vincere questa battaglia culturale che deve essere portata avanti e vinta soprattutto da noi giovani. Quindi questi erano vari esponenti della politica vicentina. Adesso andiamo a vedere un video di cui non era stata diffusa nemmeno un'immagine, che è quella dell'auto, la famosa, tristemente celebre Punto Nera, ferma in Quinta Strada nella zona industriale di Fossò, luogo in cui Giulia poi era stata massacrata a calci e pugni dopo essere stata accoltellata sotto casa. I fiori, i biglietti e le candele lasciati davanti alla casa di Giulia in questi giorni da decine di persone sono stati spostati sotto la sua gigantografia posizionata sulla parete del municipio di Vigonovo. Una decisione, ha spiegato il sindaco Martello, per ragioni di viabilità e fruizione pedonale dell'area, che è stata completamente riempita, per permettere di poterne lasciare degli altri proprio accanto alla sua splendida immagine con scritto "Giulia, ti vogliamo bene". Fiori, candele e biglietti sono però anche a Fossò, sul marciapiede, in cui dopo aver tentato di scappare dal suo aggressore che l'aveva già colpita violentemente nel parcheggio di Vigonovo, è stata spinta con forza ed è caduta senza più rialzarsi. Quel marciapiede dove sono state trovate le tracce di sangue, i capelli e lo scotch. Ogni giorno che passa emergono dettagli su quella sera. Dopo il video che riprende l'aggressione nella zona industriale, ne spunta un altro, pubblicato dal Gazzettino, che riprende i movimenti successivi all'aggressione in un punto diverso. Dopo aver lasciato la Quinta Strada, qui nella zona industriale di Fossò, dove ha caricato il corpo di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta si è immesso nella via principale, via dell'Industria, solamente che invece di svoltare a sinistra per allontanarsi è andato a destra. Da qui si è immesso in via Settima Strada e poi in via Nona Strada, tutte strade interne e ancora più deserte. Ha rifatto il giro una seconda volta, dopodiché le immagini delle telecamere di un'azienda lo vedono fermo con la vettura a fari accesi per 90 secondi. Cosa ha fatto in quei minuti? Questo forse potrà chiarirlo solamente lui una volta rientrato in Italia. Dopo queste immagini le tracce dell'auto si perdono per qualche minuto, per poi riapparire in via Provinciale Nord, fuori dalla zona industriale, percorrere la riviera del Brenta e dirigersi verso il Trevigiano. Intanto la polizia tedesca ha trovato un secondo coltello nell'auto, ora sotto sequestro, oltre che un paio di guanti e un telefono cellulare. Sarebbero stati trovati poi circa 300 euro in contanti. Per quanto riguarda l'autopsia sul corpo di Giulia, sarà eseguita il 1° dicembre alle 9 all'Istituto di Anatomia Patologica della Clinica Universitaria di Padova. All'esame parteciperà anche l'anatomopatologo Antonio Cirnelli, nominato come perito della famiglia Cecchettin. Servizio di Ilaria Marchiori, adesso andiamo subito in diretta da Daniela Sizia, che è in compagnia del questore di Treviso. A te, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Il dato, direttore, che è emerso nelle ultime ore è che sono raddoppiate le chiamate nei centri antiviolenza a livello proprio nazionale oltre che locale, di genitori che stanno chiamando i centri antiviolenza per capire se ci sono dei segnali particolari per eventualmente cercare di comprendere cosa succede magari all'interno anche delle relazioni di coppia con le figlie, e quindi parliamo quindi di giovanissimi genitori preoccupati. Questo è un dato che davvero fa preoccupare. Sono anche aumentati gli ammonimenti da parte del questore, a firma del questore di Treviso, per quanto riguarda la violenza domestica. Questore, giusto? Buongiorno a tutti. Sì, soprattutto in quest'anno abbiamo emesso finora 57 ammonimenti per violenza domestica. L'ammonimento è un provvedimento prevenzionale, di prevenzione, che interviene quando si evidenziano i primi sintomi di una violenza domestica, ed è la nuova frontiera dell'intervento globale in tema di violenza di genere. Perché negli anni la legislazione penale e processuale si è molto evoluta, il codice penale è stato emendato
dai retaggi della società patriarcale. E allora la frontiera vera è quello di intervenire prima, di abbassare la soglia di intervento. E quest'ora, grazie a questi provvedimenti, c'è una diminuzione delle recidive? Sì, perché con l'ammonimento la persona maltrattante viene messa di fronte al suo comportamento. Nella maggior parte dei casi c'è un ravvedimento. In alcuni casi, quelli più gravi, se prosegue poi possono intervenire ulteriori provvedimenti più efficaci. Ecco, tante le iniziative, proprio fra poco siamo al 25 di novembre con la giornata contro la violenza alle donne, tante le iniziative che sono state messe in campo. Sì, nel campo del contrasto alla violenza contro le donne, quello che ha reso efficace la risposta dell'intera società è stata la creazione della rete. Tutte le componenti civili collaborano per contrastare la violenza dal punto di vista culturale e poi dal punto di vista penale o amministrativo. Noi portiamo avanti da molti anni la campagna Questo non è amore e proprio il 25 novembre saremo in Piazza dei Signori con il nostro ufficio mobile per fare opera di ascolto e sensibilizzazione di uomini e donne su questo tema così delicato. Ecco, questo è anche l'appello ai cittadini, qualora vedessero un segnale, qualsiasi cosa che può far pensare ad una violenza, l'appello è quello di chiamare, assolutamente avvertire, allertare le forze dell'ordine. Sì, ci sono molti strumenti, ci sono le forze dell'ordine che fanno il loro lavoro, ma ci sono i centri antiviolenza, ci sono i medici di famiglia, ci sono gli operatori sanitari, ci sono i genitori, ci sono i familiari. Quello che è importante è che innanzitutto è che le donne abbiano consapevolezza di cos'è la violenza, che può essere fisica ma anche psicologica, economica, e non pensino di risolvere da sole queste criticità, ma si affidino dapprima alle persone vicine e poi alle varie strutture, alla rete e alle forze di polizia per chiedere aiuto. Ecco, direttore, mi piace ricordare il nome di questa iniziativa, che è Questo non è amore, ed è insomma questo non è amore, era quello che si dovrebbe dire a quello che è accaduto purtroppo a Giulia Cecchettin. Da qui della Questura è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizia e alla dottoressa Manuela Bernardin, questore di Treviso. Avevamo in scaletta adesso la nostra intervista alla redazione di Padova con il prefetto di Padova, Messina. Sentiamo. I femminicidi in Italia sono 40. Ci sono i dati, li andate a consultare, sono stati pubblicati. Gli omicidi di donne sono altre cose. I femminicidi in Italia sono 40, non 105, in diminuzione rispetto al 2023. Lo sostiene il prefetto di Padova, Francesco Messina, durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa voluta con l'Università di Padova dal titolo Un altro domani, indagine sulla violenza nelle relazioni affettive. Per il prefetto questi numeri sono spiegati dalla definizione stessa di femminicidio. È importante dividere e capire che cos'è un femminicidio, bisogna ricordarsi che il femminicidio è un omicidio di una donna esclusivamente per motivi attinenti al suo genere, cioè per il fatto di essere donna. E questo è un po' quello che talvolta in Italia non viene messo molto a fuoco e è rimasto qualcosa che solo per gli addetti ai lavori. Però noi abbiamo la Convenzione di Istanbul che dal 2013 è un punto di riferimento, tutti gli addetti ai lavori sanno esattamente cos'è un femminicidio, le iniziative anche governative vanno in questa direzione, incidere sull'omicidio di donna che è un omicidio con causale pertinente ai motivi di genere.
Il convegno, voluto dalla Prefettura in sinergia con l'Università, si terrà il 28 novembre a Palazzo Liviano, un'occasione anche di confronto per migliorare gli strumenti nella lotta alle violenze di genere. Abbiamo una fase emergenziale o comunque di immediata trattazione, che è quella riguardante il salvataggio delle vite delle donne che sono sottoposte al cosiddetto ciclo della violenza, e qui non possiamo perdere tempo. Poi c'è una fase diversa, che è una fase, diciamo, culturale, importante, che serve a superare gli stereotipi maschilisti, paternalisti, sessisti e anche gli stereotipi delle donne succube, e che quindi serve ad agire più ampiamente sulla violenza di genere. Noi dobbiamo capire se i nostri strumenti e se gli strumenti che ci vengono forniti normativamente sono utili e sufficienti. Vabbè, il prefetto specifica che sono 40 i femminicidi, le donne assassinate rimangono 105, che poi li si voglia chiamare femminicidi, omicidi di donne, poco cambia. 105 donne sono state uccise dall'inizio dell'anno. Diceva giustamente il questore di Treviso, ci sono tanti strumenti, non soltanto le forze dell'ordine, persino le farmacie diventano presidi antiviolenza. Sentiamo Christian Arboet. A volte basta anche solo lo scambio di uno sguardo per capire se c'è una situazione delicata, e quindi io credo che poter dare questo sacchetto sia comunque un segno molto importante, senza troppe parole. Non è un semplice sacchetto quello che sarà distribuito anche nei prossimi giorni nelle oltre 300 farmacie della provincia di Treviso, ma un potenziale messaggio in bottiglia per tutte quelle donne vittime silenziose di violenza. 1522 il numero disponibile 24 ore su 24 in caso di abuso. Da qui l'iniziativa in vista del 25 novembre dell'Ordine dei farmacisti trevigiani con Farmacie Unite, Federfarma e Soroptimist Conegliano Vittorio Veneto. Oltre al sacchetto in distribuzione anche un vademecum calato sulla realtà del territorio. Su questo opuscolo ci sono delle semplici informazioni sulla violenza, ma soprattutto ci sono tutti gli indirizzi relativi ai centri antiviolenza, ai consultori e agli sportelli aperti nella nostra realtà provinciale. Solo nella Marca, senza contare i consultori familiari, ci sono 3 case rifugio e 5 centri antiviolenza, una rete che le stesse farmacie possono attivare. Mi è capitato in 2 casi nel corso degli ultimi anni, e grazie proprio al mio far parte di questo tavolo sono stata in grado di dare in tempo reale delle risposte, e ho indirizzato tutte e 2 le signore al consultorio. So che sono state prese in carico tutte e 2. Sullo sfondo quella che resta una piaga con buona parte delle vittime che non vuole denunciare per paura delle reazioni dell'uomo violento, quasi sempre un compagno o un ex, o per non compromettere il contesto familiare. La mobilitazione antiviolenza è appena iniziata e ha un preciso colore. Il colore arancione è stato scelto dall'ONU come colore di speranza per un futuro migliore senza violenza. E la scuola può davvero fare molto per i ragazzi. Ci sono iniziative annunciate dal ministro Valditara, dallo stesso ministro Nordio. Si può fare molto già a partire dalla terza elementare, ne è convinta l'assessore di Treviso Gloria Sernagiotto. Io confido che il governo, che ne sta tanto parlando in questi giorni, metta a disposizione risorse, ma se anche non ci saranno dall'alto, le metteremo a disposizione noi come amministrazione comunale, perché il tema è troppo grande. Parla come rappresentante delle istituzioni, come donna, come madre. La tragedia di Giulia Cecchettin impone di agire con tempestività. L'assessore alle politiche educative e giovanili di Treviso, Gloria Sernagiotto, assicura l'intenzione dell'amministrazione di trovare fondi per introdurre o rafforzare, dove già presenti, percorsi di educazione all'affettività. Dobbiamo dare alle ragazze gli strumenti per comprendere quando è il tempo di allontanarsi, e dall'altra parte dobbiamo insegnare ai ragazzi il rispetto per l'altro, e poi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi ad accettare la frustrazione, la sconfitta, i no, perché qui purtroppo si è perso un po' il senso della realtà. Scuola e istituzioni possono fare tanto, ma solo se si mettono in gioco anche le famiglie, chiarisce l'assessore Sernagiotto. Nessuno può chiamarsi fuori da questa partita. Alice incontra Pollicino,
È un percorso già introdotto nelle scuole, destinato alle classi quinte elementari e medie. Tratta temi come l'educazione all'affettività e alla sessualità, ma per Sernagiotto ora serve un passo in più: introdurre il progetto già a partire dalla terza elementare. Io vorrei iniziare già dalla terza elementare, perché i ragazzi di oggi sono molto più avanti di quello che noi pensiamo e intervenire tardi non è sufficiente, non è più sufficiente e dobbiamo anticipare. Io non vorrei più piangere di nuovo un'altra Giulia. E in regia oggi ci sono Andrea Basso e Alberto Piovesan. Vediamo i centri antiviolenza che sono stati presi d'assalto, cioè c'è un aumento delle richieste d'aiuto da quando si è parlato molto della tragedia di Giulia Cecchettin. Sono raddoppiate le telefonate, in particolare dei genitori preoccupati per le figlie. Se avete anche solo il minimo dubbio che la relazione non sia quella che voi desiderate, comunicatelo, perché è solo in questo modo che avrete salva la vita. L'accurato appello di Gino Cecchettin il giorno dopo il ritrovamento del corpo della figlia Giulia ha avuto un eco imponente in tutte le città. Raddoppiate le chiamate nei centri antiviolenza di genitori preoccupati per le proprie figlie. In una settimana, ci ha spiegato la presidente di Telefono Rosa, Stella Di Bartolo, siamo stati presi d'assalto dalle telefonate. Famiglie che chiedono informazioni, aiuto, sostegno, che chiedono se determinati atteggiamenti possano essere pericolosi, se ci sono segnali a cui prestare maggiore attenzione. Chiedere un aiuto, un consiglio, anche segnalare un comportamento dubbio e creare quindi un ponte in modo che comunque si conosca che c'è la possibilità di avere delle indicazioni su certi comportamenti, anche perché per esempio noi all'interno del Telefono Rosa lavoriamo con tutte operatrici rigorosamente donne, perché questo ci è richiesto, estremamente competenti e preparate. A livello nazionale le richieste d'aiuto al 1522, numero gratuito per le richieste di aiuto e sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalle 200 telefonate quotidiane si è arrivati alle 400, con picchi tra 400 e 500, se si considerano anche quelle fatte con chat e app. Intanto i dati raccolti lo scorso anno sono preoccupanti. Per il 2022, perché ancora per il 2023 i dati completi non li abbiamo, il centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso ha ricevuto per la provincia di Treviso 370 chiamate. In carico ne abbiamo preso 176 donne. Un trend che non accenna nemmeno a diminuire. Per noi non è un buon segno. Bisogna lavorare tanto non solo in vista del 25 novembre o dell'8 marzo, ma sempre, tutti i giorni, e accorgersi delle cose che ci stanno intorno. Se anche qualcuno ha il sospetto che una donna ha bisogno, gli tenda una mano, perché non parlo di colpa, ma di assunzione di responsabilità, è sociale a questo punto. E sulla violenza alle donne è intervenuto anche il nostro amico, grande amico Sammy Basso, biologo, ricercatore che è affetto da una malattia rara, la progeria, che causa un invecchiamento precoce, e lui è sempre in prima linea quando si tratta di difendere i diritti, di fare battaglie importanti sul versante civile e scientifico. Sentiamo. Già adesso purtroppo si sta creando quasi una narrazione attorno al caso che diventa un impoverimento di quello che la società può fare. Credo sia molto importante invece proprio ribadire il fatto che si possono fare tutte le riflessioni che si vogliono, ma la prima cosa è che certe cose non devono accadere. Anche una sola è una in più. E dunque sì, è stato per me molto bello ribadirlo anche qui. Qui si parla di futuro, si parla di social, e i social fanno parte della nostra società ormai. E credo che sia tutto molto collegato. Bisogna imparare a stare nella società, bisogna imparare a comportarsi anche nei social, bisogna fare anche queste iniziative pensando che si possono dare messaggi forti proprio perché c'è il potere di farlo, e chi ha il potere di farlo è giusto che lo faccia. E se posso, è ovvio e
semplicemente mi stringo attorno alla famiglia, agli amici di Giulia e a chiunque è stato toccato da questo fatto bruttissimo, da questo omicidio, perché è quello che è. Grazie per queste parole a Sami Baso. Intanto è una notizia appena arrivata e pubblicata dal Gazzettino. Filippo Turetta in Italia sabato con un aereo militare arriverà direttamente a Venezia, quindi non a Roma e poi trasferimento a Venezia domani, ma direttamente a Venezia con un aereo militare tedesco o italiano, sì, un aereo militare italiano a Venezia, direttamente a Venezia. Chiudiamo questa pagina dedicata a Giulia, ancora riproponendo l'audio, un'esclusiva di Chi l'ha visto, Giulia che parla con le amiche e dice con la sua vocina di ragazza buona e generosa di non sapere come abbandonare, troncare del tutto questa relazione con Filippo Turetta, perché lui minaccia di suicidarsi. Quindi un ricatto bello e buono. Vediamo. Mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti, che adesso è iniziata l'Uni, a lui non frega di iniziare nessun corso, che passerà le sue giornate a casa forse a studiare, tutte cose così. La voce di Giulia Cecchettin in un messaggio inviato ad un'amica 39 giorni prima della sua morte, lo sfogo di una ragazza di 22 anni consapevole del fatto che sta vivendo una situazione difficile. L'audio è stato diffuso dalla trasmissione Chi l'ha visto. Nei secondi in cui Giulia parla si comprende la sua volontà di troncare in modo netto con Filippo Turetta, ma allo stesso tempo anche la sua grande gentilezza e sensibilità. La ragazza capisce che l'ex fidanzato la ricatta emotivamente. Non me le viene a dire per forza, secondo me, come ricatto, però suonano molto come ricatto, e allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui io gli scrivo, e quindi questa cosa con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più mi pesa. E non so come sparire, nel senso vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo, nel senso non credo che lo farebbe, perché mi sembra che mi dica queste cose più per costringermi a stargli sempre appiccicato piuttosto che a tipo dirmi che effettivamente potrebbe farle, però il rischio c'è nella mia testa soprattutto, e il fatto che potrebbe essere colpa mia mi uccide come cosa e non so come comportarmi. Era straziante questo messaggio, anche profetico. Poi alla fine Filippo Turetta ha pensato al suicidio, ma non ha avuto, ha detto ai poliziotti tedeschi che l'hanno interrogato, il coraggio di farla finita. Invece ha avuto il coraggio di uccidere una persona che l'amava e che però non era più in grado di sopportare queste insistenze, queste gelosie, e addirittura arrivare a chiedergli di rinunciare alla laurea, cioè una follia vera e propria. Andiamo avanti con un'altra cronaca. C'è stata un'esplosione a Teolo ieri, una violenta esplosione in una abitazione causata da una fuga di gas. Si pensava ad un incidente, poi una svolta clamorosa. Gli inquirenti hanno capito che le due vittime avevano organizzato un duplice suicidio.
Porte e finestre sigillate, trovato dagli investigatori un sacco con all'interno banconote per circa 20.000 euro in tagli da 50, tagliate a pezzetti tanto da renderle inutilizzabili. Sarebbe stato un gesto volontario a mettere fine alla vita di Rosa Dalla Valle, detta Maria, 87 anni, e del figlio Paolo Rampon, 60 anni, trovati esanimi nella loro porzione di bifamiliare in via Rialto a Teolo nella mattinata di mercoledì. A lanciare l'allarme erano stati i vicini di casa che durante la notte avevano sentito 2 esplosioni e un forte odore di gas. Così Silvestro Ciobano. Io ho telefonato subito in comune, già era troppo presto, verso le 7:30, alle 8:20 più o meno. Ho parlato in comune, loro non sapevano niente da darmi qualche informazione. Ho telefonato al carabinieri, la stessa cosa, ho chiamato il gas, ho telefonato subito dopo ai vigili, sono venuti, sono entrati dentro, hanno spaccato, non lo so, finestre e hanno trovato dentro senza vita purtroppo. Sono stati lunghi i rilievi condotti dai carabinieri e da un nucleo specializzato dei vigili del fuoco, tante le domande che restano aperte soprattutto sull'origine del gesto, di cui si esclude qualsiasi responsabilità di terzi. La morte causata dall'intossicazione da monossido di carbonio dovrebbe essere avvenuta nella notte precedente al ritrovamento. Una famiglia molto riservata che aveva rapporti tesi con i vicini e anche con i parenti. Questo emerge dai racconti delle persone sconvolte per quanto accaduto. In casa gli investigatori hanno ritrovato anche alcuni stracci imbevuti di benzina, da cui l'esplosione. Il camino acceso avrebbe saturato l'ambiente di gas. Rosa Dalla Valle aveva dei problemi di salute causati dall'età, una vita passata con il marito morto una quindicina d'anni fa. Paolo Rampon non aveva una compagna, i vicini non conoscevano neppure la sua professione. Di sicuro vestiva sempre in modo elegante e aveva una grande passione per la sua auto, una Jaguar. Cosa sia accaduto lo stabilirà l'indagine condotta dalla Procura di Padova, che ha già affidato i corpi delle vittime ai familiari. Servizio di Chiara Gaiani. Adesso vediamo il delitto di Margherita Ceschin. È stato depositato l'esito dell'esame clinico, mentre le condizioni dell'ex marito, che è accusato di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie e che si trova in carcere, sono compatibili con la detenzione, perché si era ipotizzata la scarcerazione. Il perito ha concluso per una sostanziale compatibilità carceraria, anche se poi nel corso dell'esame sono stati rilevati alcuni aspetti, diciamo, se non di criticità, di attenzione, che meritano, a mio giudizio, di essere attentamente valutate dal giudice. Rimane in carcere Enzo Lorenzon, accusato di essere il mandante dell'omicidio della 72enne Margherita Ceschin, ex moglie. Per la morte della donna aggredita e soffocata nella sua casa la sera del 23 giugno scorso sono in carcere anche 2 domenicani: Sergio Antonio Lorenzo, accusato di essere uno degli esecutori materiali del delitto, e Juan Maria Guzman, ritenuto invece uno degli intermediari. La compagna del 79enne di Lesi, Lorenzo Guzman, già scarcerata, resta indagata per favoreggiamento. Il 5 settembre scorso l'avvocato Fabio Crea, che difende i 3, aveva fatto richiesta di una perizia affidata dal giudice per le indagini preliminari a Giovanni Barbuti, con la formula dell'incidente probatorio, un esame clinico per accertare se le condizioni di Lorenzon siano o meno compatibili con il regime carcerario. Per lui Crea aveva chiesto gli arresti domiciliari. Ci sono degli aspetti di natura, diciamo, clinica che rendono la detenzione, se non incompatibile, quantomeno pericolosa per l'aggravamento delle stesse condizioni del Lorenzon. Nei confronti di Enzo Lorenzon vi sarebbero, secondo le indagini coordinate dei pubblici ministeri Michele Perpugnan e Anna Andreatta, prove schiaccianti di un coinvolgimento come mandante dell'assassinio dell'ex moglie, con cui sarebbe stato impegnato in una causa di divorzio giudiziale particolarmente difficile per ragioni economiche. Ceschin, dal momento della separazione dell'ex marito, riceveva un assegno di mantenimento di circa 10.000 euro. Sono ancora ricercati invece altri 2 uomini considerati esecutori materiali del delitto. Il servizio di Anna De Roberto. È una folla commossa di oltre 700 persone ieri a Miane per l'ultimo saluto a Danila Grisciai, morta in un incidente sul lavoro alla Bocon di Pieve di Soligo. Sentiamo Nicola Marcato.
Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta nella chiesa parrocchiale di Miane Anila Grisciai, la giovane 26enne che ha perso la vita mentre lavorava nella ditta Boccona di Pieve di Soligo. Parenti dall'Albania, amici, colleghi di lavoro, tutti insieme per una tragedia che ha lasciato sgomenta e incredula l'intera comunità mianese. Anila era molto stimata sia in paese che nella ditta dove lavorava, nella quale svolgeva da alcuni anni la mansione di capolinea nel confezionamento di surgelati. Nei comuni di Miane e Pieve di Soligo, dove è accaduta la tragedia, è stato proclamato il lutto cittadino. Abbiamo predisposto le bandiere a mezz'asta, il mercato è stato sospeso e abbiamo chiesto alle nostre attività produttive un segno di rispetto. Abbiamo ritenuto come Consiglio Comunale di indire il lutto cittadino e di far sentire alla famiglia tutta la nostra vicinanza con le bandiere a mezz'asta e con un minuto di silenzio all'inizio del funerale. Un lutto come questo mette alla prova la nostra fede, ha detto Don Maurizio da Siena l'omelia. Guardando sugli spalti dopo ogni mio gol mi mancherà vedere i tuoi ricci, così il fratello Aurelio tra le lacrime. Ti amo, ti ho amato e ti amerò per sempre, le parole del fidanzato commosso. La madre in chiesa poco prima che uscisse la salma è stata colpita da un malore. Certe cose accadono e basta, non ti chiedono il permesso, sono quelle che meritano tutto il coraggio e la forza che mai avresti pensato di avere. È questo il toccante messaggio che i familiari hanno voluto dedicarle nella foto dei ringraziamenti. In ricordo di Anila, venerdì prossimo ci sarà una fiaccolata che partirà dalla chiesetta di Sant'Antonio di Vergoman per arrivare alla chiesa arcipretale di Miane. Dopo il funerale, la folla commossa assieme ai genitori e ai fratelli hanno accompagnato Anila in cimitero dove la salma è stata tumulata. Con Andrea Basso e Alberto Piovesana andiamo in pubblicità, 2 minuti, torniamo subito, state con noi. E di nuovo emergenza furti a Zero Branco, i ladri hanno colpito anche nella zona tra via Montiron e via Gallese, ed è caccia a 3 uomini incappucciati, ci dice tutto Christian Arboit. Sono entrati, ma noi non avevamo casa, avevamo televisore in ospedale. Mi ha chiamato mio figlio, che sono entrati dalla finestra della cucina e dentro hanno tutto rovesciato per tutto, danni. Non ha trovato niente perché non avevamo niente, hanno fatto solo danni, sporco, per terra, per tutti i cantoni, è un disastro. Ma erano in 3 perché le telecamere hanno visto in 3 persone. 3 uomini incappucciati, mi dicono. Mascherini non dicono sì. Telecamere e testimonianze non lascerebbero spazio a dubbi. È una vera e propria banda specializzata in furti, quella entrata in azione tra via Montirone e via Gallesa Zero Branco sul confine con Scorzè. Poche davvero le case risparmiate tra furti compiuti e tentati. Sono stati da mio cugino, da mio zio, da mio papà, ma non sono riusciti perché sono stati bloccati perché hanno sentito movimento e basta, poi dopo sono scappati, ma sono andati da altre famiglie più avanti. Ho sentito un po' dei rumori e io abito di qua e i miei vicini sono mia cognata e sono andata a vedere e ho visto che era scassinata un po' la finestra e la porta, avevo un fiato di paura a entrare sinceramente perché ho detto ma se sono dentro me li trovo davanti. E anche il mio vicino qua dietro che li ha visti qua il mio vicino, ha visto 3 ragazzi scappare e dopo si è accorto che anche da lui hanno tentato di rompere, insomma, ecco. Poco distante una donna si è accorta che c'era qualcuno in casa mentre faceva la doccia, insomma uno stillicidio preceduto a quanto sembra da qualche segnale inquietante, come spiega una referente del controllo di vicinato ben attivo in zona. Sì, hanno fatto dei segnali nei cancelli. Quindi chiediamo di stare molto attenti ai cancelli, alle entrate delle case, perché probabilmente questi segnali vengono fatti di sera. E lunedì sera l'attivazione del controllo di vicinato è stata generale. Tutti quanti in quel momento siamo in allerta e aiutiamo i vicini anche che non hanno cellulare, essendo tanti anziani, li aiutiamo. Ecco. Questo però non è bastato a disincentivare i ladri in una zona spesso nel mirino. A me sono entrati 2 anni fa verso le
5:30 la mattina, che mi sono accorta alle 6. Per fortuna anche lì mi ha preso qualche spicciolo che avevo nella borsa, però è stato disturbato perché mio marito era in salotto, aveva preso sonno nel divano. Non hanno paura di nulla, ecco. Non hanno paura di nulla e sentiamo cosa ha detto a Edi Caliman il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto. Queste zone, che sono zone nelle quali i malviventi possono arrivare per esempio attraverso la campagna e quindi non percorrendo le strade principali, necessitano di maggiore controllo e maggiore interesse da parte dei cittadini e dall'altro anche di maggiore attenzione e di maggiore coinvolgimento attraverso il controllo vicinato. Noi tra l'altro in queste settimane abbiamo messo in atto in via preventiva tutta una serie di iniziative. Abbiamo fatto la settimana scorsa proprio un incontro aperto alla cittadinanza con l'Arma dei Carabinieri di Treviso che ci raccontava e ci rappresentava di quali devono essere i livelli di attenzione rispetto ai furti in casa, ma anche alle truffe che purtroppo in questo periodo stanno coinvolgendo il nostro territorio. Siamo ritornati a rifornire i sacchetti col pane con tutte le indicazioni da seguire proprio per evitare di essere vittime di truffe o di furti, e in più nell'uscita del giornalino che semestralmente arriva a tutte le famiglie ci sarà ulteriori indicazioni e ulteriore ricordo di quali sono i comportamenti da adottare. Quindi stiamo cercando veramente di mettere in atto tutto quanto possibile. Ricordo inoltre che le forze dell'ordine stanno pattugliando il nostro territorio H24 proprio a maggiore garanzia e maggiore sicurezza dei cittadini. E ci sono stati furti in abitazione anche a Cartigliano nel Bassanese. Sentiamo Vanessa Banzato. È una situazione preoccupante, un fatto da tenere veramente sotto controllo. Furti in abitazione, colpite negli ultimi giorni diverse case tra Tezze sul Brenta, Cassola e Cartigliano, e cresce la preoccupazione sia dei residenti che degli amministratori. Un copione che ogni anno si ripete nei mesi tra novembre e dicembre, ma che si sta espandendo sempre più. Non avvengono soltanto nelle ore serali o all'imbrunire come lo era di consueto, ma anche al mattino. Qui a Cartigliano la settimana scorsa abbiamo avuto ben 2 furti alle 10 di mattina. Avevamo partecipato al bando indetto dalla prefettura per aumentare la videosorveglianza, ma purtroppo siamo stati ammessi ma non finanziati. Vorrei fare un appello appunto al governo di investire su queste cose a tutela di tutti noi. Racchella lancia un appello ai suoi concittadini. Se vedete un'auto o delle persone che non conoscete, che avete qualche brutta sensazione, non esitate, chiamate immediatamente il 112 e l'intervento delle forze dell'ordine sarà immediato. La cosa ancora più preoccupante, Sindaco, lei me lo può confermare anche, è che queste persone entrano in casa anche a volte se ci sono i proprietari in casa. Sì, beh, questa è una cosa micidiale, entrare in una casa di un altro, mettendo in pericolo anche le stesse persone, perché è capibile anche la reazione di chi ci abita, certo, all'interno della casa, dunque può succedere veramente di tutto. Noi a proposito di questo faremo anche il 27 di questo mese un incontro con i cittadini e le forze dell'ordine che vengono ad esporci eventuali attenzioni che si devono tenere per contrastare questo bruttissimo momento che stiamo vivendo. E vediamo il flagello degli allevatori, cioè l'influenza aviaria, perché l'unica soluzione è quella di abbattere gli animali ed è quello che sta accadendo in tante aziende della Bassa Padovana che avranno danni molto, molto pesanti. L'influenza aviaria purtroppo è arrivata. Gli allevamenti di polli e tacchini del Padovano rischiano di essere messi in ginocchio da questa infezione che si sta diffondendo soprattutto nella zona sud della provincia, a ridosso dei Colli Euganei e verso Rovigo. Una malattia molto aggressiva che si diffonde velocemente. Dove sono stati rilevati i casi di focolaio di aviaria, tutti gli animali sono stati abbattuti in maniera da poter circoscrivere la possibilità che dopo si diffonda in maniera capillare anche agli allevamenti vicini.
Abbattimenti e sanificazione dunque come unica soluzione possibile e obbligatoria. Ma non solo, vengono anche impostate 2 zone di sicurezza, una più interna e una più esterna, dove non sono possibili le movimentazioni degli avicoli e quindi la macellazione, e quindi il ciclo produttivo si ferma. Questo implica 2 elementi per quanto riguarda le nostre attività. Da un lato ovviamente chi ha subito l'abbattimento perde la vendita di quella partita di animali, ma anche le aziende vicine hanno un blocco temporaneo della propria attività. Questi si configurano come danni indiretti. La richiesta della categoria è molto semplice: la vicinanza delle istituzioni e risarcimenti adeguati, ma soprattutto in tempi rapidi. Sia appunto per i danni diretti, quindi degli abbattimenti diretti degli animali, sia per i danni indiretti, ovvero il blocco delle attività degli allevamenti limitrofi. Inoltre va tenuto sotto osservazione l'eventuale fenomeno del passaggio della malattia dall'animale all'uomo. Dopo la cottura sembra che la trasmissione si blocchi, prima può accadere in caso di contatto diretto con l'uomo, ma è un fenomeno ancora molto raro. Servizio di Federico Fusetti, 5 anni di DASPO e la denuncia per molestie sessuali nei confronti di una minorenne e nei guai una 35enne ultra del NutriBullet Treviso che ha palpeggiato una 17enne durante l'intervallo di una partita lo scorso 22 ottobre. Marta Marangon. Ha molestato sessualmente una ragazza di 17 anni palpeggiandola mentre la giovane era in coda ad un chiosco davanti al Palaverde di Villorba durante l'intervallo della partita NutriBullet Treviso Umana Reyer Venezia lo scorso 22 ottobre. Il questore di Treviso, Manuela De Bernardin, ha ora emesso un DASPO nei confronti di un ultras 35enne del Treviso Basket. A denunciare le molestie era stata la stessa giovane che si era rivolta profondamente scossa per l'accaduto ai poliziotti in servizio di ordine pubblico al Palaverde, indicando il responsabile dell'aggressione. L'uomo è stato subito identificato dagli agenti che hanno appurato come il 35enne fosse già gravato da un precedente DASPO per 5 anni emesso dal questore di Venezia lo scorso anno, valevole però solo per le competizioni calcistiche, di cui il nuovo provvedimento sempre per 5 anni esteso anche alle partite di basket. Il tifoso è stato anche denunciato per molestie sessuali. Il delitto di Aymen Adda Benameur, Elia Fiorindi, accusato di omicidio aggravato dal fatto di aver ucciso un ragazzo di minore età, sarà giudicato con rito abbreviato il prossimo 11 gennaio. Rito abbreviato per Elia Fiorindi, il 18enne che l'11 maggio scorso in un parco di Varago di Maserata uccise a coltellate il 17enne Aymen Adda Benameur. Un'udienza durante la quale verranno fatti vedere alcuni video che hanno immortalato quel terribile momento. Uno in particolare importante per la ricostruzione di quegli istanti quando è scoppiata la lite, l'aggressione terminata poi in omicidio. Le dichiarazioni rilasciate immediatamente dopo l'arresto dal 18enne, secondo l'avvocato Fabio Crea, hanno trovato un conforto nel filmato. Fiorindi ha sempre detto che lo studente 17enne aveva in mano un coltello e che lui si sarebbe difeso. L'udienza è prevista per il prossimo 11 gennaio di fronte al GUP Piera De Stefani. In caso di condanna otterrà uno sconto pari ad 1/3. Vediamo i titoli dei giornali nazionali. Il Corriere della Sera apre con mutui e affitti che entrano nei fringe benefit, l'ipotesi in manovra, ecco come funziona, dice il Corriere. Poi l'audio di Giulia Cecchettin che abbiamo ascoltato poco fa, non lo sopporto più, vorrei che sparisse ma ho paura di lui. E poi gli ultra che picchiarono la moglie del giocatore Cataldi, lui dice minima contestazione, il giudice le pare normale, e il caso del ministro Lollobrigida che ha fermato un Frecciarossa perché era in ritardo una manifestazione. Non mi dimetto, ho agito nell'interesse dello Stato. Altra notizia molto importante sui giornali nazionali: ostaggi in Israele, nessun rilascio, qui parliamo della guerra tra Israele e Hamas, la tregua è slittata, Hamas non consegna la lista dei nomi. Ieri c'era stato un barlume di speranza nel momento in cui si era detto che l'accordo era stato raggiunto, e poi invece purtroppo le speranze si sono vanificate. Andiamo alla politica locale e vediamo il Consiglio Comunale di Bassano che ha finalmente un nuovo presidente ed è Chiara Tessarollo, capogruppo di Forza Italia.
15 voti favorevoli, 1 voto contrario, 6 astensioni. Dichiaro Presidente del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa la consigliera Chiara Tessarollo. La fumata bianca arriva alle 22. È la terza votazione a incoronare Chiara Tessarollo presidente del Consiglio Comunale di Bassano. Il capogruppo di Forza Italia incassa 15 voti favorevoli, la minoranza compatta, Lega ad eccezione di Giulia Tulini e Impegno per Bassano. Astenuti i consiglieri presenti in sala della lista Pavan Sindaco, che avevano sostenuto la candidatura di Antonio Guglielmini, costretto a fare marcia indietro visto il fronte compatto che si è creato attorno al nome della Tessarollo. La virata arriva per voce di Roberto Gerin dopo la prima chiamata e la fumata nera sul nome di Guglielmini. Io voglio chiedere personalmente alla consigliera Chiara Tessarollo di dare la disponibilità ad interpretare questo ruolo, seppur per poco tempo, e credo che potremo raccogliere l'unanimità sul suo nome perché veramente ne abbiamo bisogno questa sera. Il Consiglio torna ad esprimersi ed è alla terza votazione che l'Assemblea proclama Chiara Tessarollo presidente. Innanzitutto sono grata di questa carica, di essere stata indicata per questa importante funzione. Ringrazio il consigliere Gerin che ha fatto il mio nome, le minoranze che mi hanno votata e anche coloro che nella maggioranza mi hanno votata, perché penso che sia molto importante per la figura che riveste il Presidente del Consiglio essere equilibrati, figura di equilibrio. Non è una questione di appartenenza politica, ma è proprio la persona che garantisca l'equilibrio di tutti. È indubbio che le anime diverse esprimono dei sentimenti diversi e anche la volontà, insomma i nomi li sappiamo, li conosciamo, quindi le volontà erano diverse. È indubbio che avevo una strategia, ho puntato su Chiara e ho mantenuto ferma la mia posizione fino alla fine e i fatti, diciamo, mi hanno dato ragione. Insomma, Chiara Tessarollo è riuscita nell'impresa di unire tante anime diverse all'interno del Consiglio Comunale. Non c'è stata l'auspicata unanimità, ma una convergenza comunque molto ampia. In alcune situazioni, quando ha ritenuto di votare, o di non partecipare al voto per motivi personali o perché non era convinta dalle proposte della maggioranza, non ultimo sull'audizione San Lazzaro, ha dimostrato di essere libera, da voti di partito, da appartenenze. Per cui credo che questo sia segno di garanzia per tutti i consiglieri e anche per tutti i cittadini. Servizio di Monica Smiller, adesso sentiamo un commento di Alex Giuliano sulla difficile situazione della maggioranza bassanese con Lega e Fratelli d'Italia separati in casa. Sentiamo. Dopo oltre 4 mesi, Bassano ha una presidente del Consiglio Comunale. Se consideriamo solo la parte finale della frase, tutto bene. Quello che stride è l'inizio. Dopo oltre 4 mesi. Perché ci è voluto così tanto? Lo si è capito, qualora qualcuno fosse ancora poco chiaro, durante l'ultimo Consiglio Comunale. Ci sono voluti oltre 4 mesi semplicemente perché la maggioranza a Bassano è spaccata e continua a esserlo. Politicamente, la virata in corsa su Chiara Tessarollo certifica che Lega e Fratelli d'Italia tutto sono tranne che uniti. La Lega ha limitato i danni, non ha fatto passare il candidato di Fratelli d'Italia e, facendo sponda con le minoranze, ha deciso di far passare un candidato diverso da quello di Fratelli d'Italia, cioè un candidato di Forza Italia, che comunque è una figura rispettabile, è una figura che abbiamo ritenuto essere di garanzia. Sì, comunque la risposta è sì, è una sconfitta della Lega. Nel momento in cui la Lega si rende conto di non poter fare un proprio Presidente del Consiglio perché non aveva i numeri, Fratelli d'Italia chiede il posto. Alla Lega questo non sta bene e quindi vanno ad opporre delle ragioni di tipo formale, di tipo procedurale rispetto alla nomina del consigliere Guglielmini, che non avrà la tessera di Fratelli d'Italia ma è appoggiato da Fratelli d'Italia. Una strategia che a un certo punto ha scontentato anche chi della maggioranza ne fa parte, ancora per quanto non si sa. Certo che così non è una bella situazione per l'intera coalizione di centrodestra. Ecco. Faccio l'esempio. Ieri la strategia
Maria della Brunelli ha fatto il capolavoro e il miracolo politico di far andare unanime Lega e Impegno per Bassano. Ecco, questo è un brutto segnale per Fratelli d'Italia, quindi voglio dire, spero che Ilaria Brunelli insomma si faccia un esame di coscienza. Ma l'attacco del consigliere Gianluca Pietrosante e Ilaria Brunelli si inasprisce ulteriormente, confermando la sensazione che ci eravamo tanto amati. Pietrosante, infatti, alla terza chiamata di voto è uscito prendendo le distanze dalla strategia di Brunelli, che persisteva nel proporre il nome di Antonio Guglielmini. Ho preso le distanze dal capogruppo di Pavan Sindaco, Ilaria Brunelli, perché si ostinava insomma a farsi fare, diciamo così, un suicidio politico nei confronti della maggioranza e anche nei confronti del ruolo. E allora lo scenario a meno di 24 ore dal Consiglio è quello di una Lega che perde compattezza, di Fratelli d'Italia che perde una battaglia e un'occasione, con l'elezione di Chiara Tessarollo che politicamente va interpretata in vista di questi ultimi mesi e delle elezioni di giugno. E resta accesa sempre a Bassano del Grappa la polemica sulle case di riposo, perché la consigliera regionale del Partito Democratico Chiara Luisetto ha nuovamente parlato delle infiltrazioni mafiose in Veneto e ha appunto criticato la vicenda dell'ISAC delle case di cura bassanesi. Vediamo. Gli anticorpi di fronte ai rischi di infiltrazioni mafiose si devono rafforzare sempre di più. Quando diciamo che il pubblico è un antidoto, lo diciamo perché nel momento in cui c'è il controllo di una maggioranza, di una minoranza, di organismi democratici, allora i cittadini possono avere la speranza di sapere che cosa sta succedendo. Quando andiamo nelle mani del privato, anche quando il privato è serio, non è detto che si sappia dove spesso si va a finire. Quindi io credo che per quanto riguarda in particolar modo la casa di riposo di Bassano, una riflessione, le domande che ci siamo posti sulla qualità del servizio, sul futuro del servizio e sul come garantire un presidio per gli anziani del nostro territorio, non solo di Bassano ma di tutto il comprensorio, sia qualcosa che deve interrogare velocemente l'amministrazione. Si amministra il proprio territorio come si ritiene, ma credo che di fronte a un caso del genere e ai rischi anche paventati a livello nazionale si debba fermare le macchine e ragionare di nuovo su un sistema pubblico che ha bisogno di essere rafforzato e valorizzato. ISAC fino ad alcuni anni fa aveva liste d'attesa, ora non si riempiono nemmeno metà dei posti. Ci sono anziani che dopo pochi giorni, le famiglie che possono, li spostano. Ci sono problemi di disservizi, il personale è in difficoltà. Un cortocircuito che bisogna prendere in mano, guardare in faccia e risolvere. Restiamo a Bassano perché è stato riaperto ieri il Ponte della Vittoria, come sempre, come precedentemente, in un solo senso di marcia, e l'assessore Zonta ha assicurato che sarà interamente percorribile dal 7 dicembre. Si accendono le luci sul Ponte della Vittoria, riaperto con un giorno d'anticipo rispetto alla tabella di marcia, seppur sempre a una corsia nel senso est-ovest. In questo mercoledì non sono mancati disagi per i tanti automobilisti che sono stati costretti alla deviazione in entrata e uscita dalla città lungo via Aldo Moro, con traffico in tilt all'altezza della rotatoria del Famila e inevitabile code. Giovedì il flusso, almeno si spera, sarà più fluido, quindi con la riapertura di parte del Ponte Nuovo. Sono riusciti in un giorno a finire quello che dovevano fare in due. Praticamente è stata rimossa, come vedete alle mie spalle, lo spartitraffico centrale ed è stata eseguita l'asfaltatura. Domani riapriranno il ponte sempre a una corsia con uno spartitraffico in New Jersey, quelli in plastica bianchi e rossi, in modo tale che loro possano sempre lavorare sia su una sponda che dall'altra del ponte. Manca da finire probabilmente alcuni collegamenti sull'illuminazione, mancano da finire i giunti, che sono quelli che ci costringono a tenere mezza carreggiata chiusa. E si attende l'apertura definitiva del Ponte della Vittoria. L'assessore Zonta non ha dubbi. Oggi siamo il 22, entro i primi giorni del mese di dicembre, massimo il 7 dicembre, di riaprire il ponte sulla doppia carreggiata. Quindi il 7 dicembre si apre il ponte in tutti e due i sensi di marcia? Massimo il 7 dicembre.
Nelle fabbriche manca il personale, si cercano inutilmente dipendenti, ma per attrarre in Veneto, per portare manodopera nel Veneto si potrebbe puntare sugli oriundi di questa regione. Questo è il piano della Camera di Commercio di Treviso per superare la carenza di manodopera dalle fabbriche, ma anche in altri settori come per esempio il turismo. Sentiamo cosa dice il presidente Mario Pozza. Manodopera già formata e soprattutto una manodopera che ha, direi, anche un'origine italiana. Ecco, se noi pensiamo a certi paesi dell'America Latina come l'Argentina o come il Brasile, dove ci sono tantissimi oriundi italiani, questi sono potenziali paesi dove noi stiamo lavorando. Attrarre i giovani oriundi veneti in Veneto e far fronte così in parte alla carenza di manodopera dalla sanità al turismo. Il progetto inizialmente abbozzato sembra ora realtà e a parlarne il numero 1 di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, presidente nazionale tra l'altro di Assocamere Estero. Da tempo Pozza chiede una gestione ordinata delle migrazioni ed è in questo piano che una voce importante è costituita da chi ha radici venete. Esistono dei precedenti. Abbiamo già avuto un'esperienza ancora negli anni 90 quando c'è stata quella grande crisi di manodopera dove c'è stata questa, tra virgolette, importazione di manodopera. Ecco, adesso si può ritarare meglio perché ci sono strumenti nuovi, c'è una comunicazione diversa rispetto a una volta, ma le opportunità che il nostro paese può dare sono tante. I tempi sono maturi, fa intendere Pozza, per cambiare approccio in un momento in cui mancano profili sia generici che specializzati. Si parla di turismo di rientro, qui si parla non di turismo di rientro, ma bensì di un rientro di lavoratori, il rientro di italiani, che si sentono italiani, perché anche se sono di seconda o terza generazione o quarta, l'italianità che hanno la sentono. E io ne ho avuto la prova frequentando ovviamente le nostre camere e conoscendo insomma questi nostri italiani che in giro per il mondo hanno fatto fortuna, ma non tutti però hanno fatto fortuna, e ovviamente anche perché ci sono milioni e milioni di italiani in giro per il mondo. Andiamo in pubblicità, 1 minuto e mezzo e torniamo di nuovo con voi. Portiamo spesso con i nostri notiziari alla luce dei casi umani di cui probabilmente nessuno parlerebbe. Ce ne racconta uno Tiziana Bolognani, è la storia di un padre e di sua figlia disabile non vedente al 100% che denuncia di essere stata privata della libertà di poter beneficiare del proprio stipendio parzialmente bloccato per decisione del giudice tutelare. È la storia di Graziano Migotto e di sua figlia Deborah che rivendica ai nostri microfoni i suoi diritti. Io vorrei essere libera di spenderli come voglio, di comprarmi quello che voglio, come anche i CD, come anche per esempio uno stereo, perché mio ormai è andato. Non si può perché hanno deciso che non devo avere i soldi. Privata della disponibilità del suo stipendio e dell'accesso alla sua busta paga per decisione del giudice tutelare di Belluno. Deborah Migotto ha 48 anni, abita in città con il papà Graziano e la compagna di lui Marinelle, lavora come centralinista all'ULSS di Belluno dopo il diploma conseguito all'Istituto regionale per ciechi Rittmeyer di Trieste. Una vita serena la sua, lo scrive in una lettera dopo il processo avviato contro il padre condannato in primo grado per peculato con l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Una sentenza che è un abominio che ha giudicato mio padre colpevole di avermi sottratto denaro nel breve periodo in cui è stato il mio amministratore di sostegno, afferma Deborah. Io, mio padre, ho prestato 9.000 euro che mi ha restituito ed era il minimo che potessi fare per la figura che più di tutti mi è stata vicina e mi ha sostenuto con sacrifici che nessuno può immaginare. Io ho fatto l'amministratore di sostegno di Deborah, però in vita mia non avevo mai fatto l'amministratore di una persona disabile. Io non ho sottratto nulla a Deborah, perché in casa parliamo di tutto. Siccome io sono sempre in viaggio, le ho detto mi arrivano dei pagamenti tramite cambiali
Deborah, se li posso appoggiare da te? Lei mi ha detto sì. Il processo contro Graziano Migotto nasce dall'istanza presentata dalla sorella di Deborah, che si costituisce in giudizio chiedendo la revoca del padre come amministratore di sostegno. Il timore è che papà Graziano non abbia amministrato con scrupolo le disponibilità di Deborah. Il giudice tutelare lo invita perciò a presentare i resoconti annuali cui Graziano Migotto è vincolato ma di cui non dispone. A quel punto il giudice revoca a Migotto il ruolo di amministratore di sostegno della figlia e al suo posto viene nominata un'avvocata del Foro di Treviso. Da quel momento, affermano Graziano e Deborah, siamo entrati in un vortice brutale. Deborah e Graziano Migotto puntano il dito contro quella figura tutelare che, scrive la donna nella lettera, mi vuole allontanare da lui. Se la Deborah ritiene di non stare bene con me, è libera di scegliere, ma non può allontanarsi da me perché è costretta da qualcun altro. Per la libertà di Deborah lei si sta battendo, è così? Questo lo farò sempre, è mia figlia, l'ho vista nascere, l'ho cresciuta e l'ho sempre tenuta con me. Migotto non intende fermarsi ed è pronto a portare la sua storia all'attenzione del governo. Io voglio arrivare al Ministero, voglio portare questa storia al Ministero dei Disabili per vedere se questi qua possono fare certe cose, se possono ridurre in schiavitù e torturare una persona in questa maniera. Adesso io, se c'è qualcuno, se c'è qualche avvocato che riesce a capirmi, io posso anche lasciare ad Antenna 3 il mio numero di telefono, li possono contattare e contattare me di conseguenza. L'intervista di Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese, e adesso vediamo Gemma Vanzanna che ha compiuto la bellezza di 100 anni e ha chiesto un minuto di rumore per Giulia. È un messaggio contro la violenza nei confronti delle donne, quello che nonna Gemma, che è nata a Gazzignano Terme il giorno della Madonna della Salute nel 1923, ha voluto lanciare durante la festa alla casa di riposo Villa delle Magnolie di Monastier. Sentiamo Marta Marangon. Invece di fare un momento di silenzio, noi abbiamo pensato, noi non vogliamo che le donne stiano in silenzio, noi vogliamo che le donne gridino no, non si può fare violenza contro le donne. No. Gemma mi ha detto: mandiamo il messaggio che le donne devono imparare a dirlo. Pestare i piedi sul pavimento, battere le mani, fare rumore per dire no alla violenza contro le donne, dimostrare vicinanza alla famiglia di Giulia e a tutte le donne vittime di violenza. È stata nonna Gemma Vanzanna nel giorno del suo 100° compleanno a chiedere questo regalo a tutti coloro che la stavano festeggiando nella residenza Villa delle Magnolie di Monastier, dove vive. Gemma ha chiesto uno stop alla festa per lanciare questo messaggio, perché le donne non devono stare in silenzio, ma devono farsi sentire, e Gemma ha ricordato cosa è accaduto alla povera Giulia. Una roba brutta, brutta. Però ieri anche qualcheduna volta, perché mi era una famiglia vicini, ogni tanto litigava, era un poco violento. È lucidissima nonna Gemma e si interessa a tutto quello che accade seguendo sempre i TG. Guardo Antenna 3 prima di tutto e dopo il telegiornale che fa è 8. E dall'alto dei suoi 100 anni ha ben chiaro cosa insegnare ai giovani. Rispetto per tutti. Per la nonna Gemma, i pip! Auguri a nonna Gemma, è tutto per oggi. Grazie ad Alberto Piovisano e Andrea Basso in regia per questa edizione. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.